Perché pensate che privatizzare non sia la soluzione giusta per la sanità ligure? Il nostro è un territorio peculiare perché ospita percentualmente la popolazione più anziana d'Italia ed Europa. Questo è fondamentale perché i modelli di sanità presenti in altre regioni non è detto che funzionino in Liguria. Da operatori sul campo crediamo che più che privatizzare sarebbe più opportuno sviluppare al massimo la sanità territoriale, ad esempio. Ciò comporterebbe una riduzione della spesa sanitaria, ma soprattutto darebbe una risposta efficace alla popolazione. Voi affermate che prosegue l'emorragia di personale medico ed infermieristico. Perché accade questo? Si tratta di un dato di fatto. Certamente se fossimo più attrattivi si potrebbe quantomeno rallentare questo turnover che causa disagio e discontinuità assistenziale. E l'unico modo per essere attrattivi è investire nel pubblico, in tecnologia e in risorse umane. E in alcuni settori, nell'ASL 4, questo è avvenuto e i risultati non si sono fatti attendere. Come CISL evidenziate altri problemi nella sanità del nostro territorio, ad esempio? Come RSU CISL abbiamo espresso forti perplessità in merito allo spostamento di tutti i posti letto di cura intermedia da Rapallo a Sesti Levante, perché così facendo l'ospedale di Rapallo resterà con soli 40 posti letto di medicina internistica, che ci sembrano davvero pochi se rapportati ai 40.000 abitanti e residenti tra Portofino, Santa Margherita Ligure e Rapallo. Francamente non ci sembra che questa operazione rispetti i bisogni della nostra popolazione anziana. Per quello che riguarda le strutture che prenderanno vita a Sesti Levante, abbiamo già manifestato soddisfazione, soprattutto per quello che riguarda l'apertura della degenza infermieristica e il centro per la cura dei disturbi alimentari. Però la Regione non può pensare di aprire nuovi servizi e di implementare servizi già esistenti senza investire in risorse umane, soprattutto stabilizzate. Ecco, il concetto di ISO risorse non può certamente coincidere con la qualità delle prestazioni.